40% delle imprese ha problemi gravi. 15-20 giorni fa era circa il 14% delle imprese, perciò significa che questo lockdown effettivamente sta facendo molto male alla nostra economia. L'emergenza economica è tutta qui nelle cifre che Confindustria ogni giorno registra attraverso il suo centro studi, una caduta libera che potrebbe essere arrestata solo con l'effettiva partenza della fase 2. La data del 4 maggio, ha confermato il Premier Conte, è perentoria, non ci sarebbero le deroghe di cui si è parlato per tutta la settimana, come per la moda o il settore auto. Questa era la richiesta degli stessi industriali e di buona parte delle categorie economiche venete. Era anche tempo che venisse fatta chiarezza e perciò se il 4 maggio sarà la data di apertura di tutti, bene così. Dopodiché ci potevano essere anche delle aperture differenziate perché a onor del vero questo è un paese che ha industrie e filiere molto diverse. Del resto i competitor non stanno ad aspettare, né tantomeno i fornitori. Ad esempio la Germania, dove ci sono alcune filiere, alcuni concorrenti che oggi sono aperti in tanti settori, dove invece noi siamo chiusi. Questo è stato denunciato da tantissimi, raccontato da tantissimi imprenditori e da diversi colleghi che appunto hanno esperienza diretta. Resta una ripartenza comunque da programmare, una fabbrica chiusa da oltre un mese non ritorna certo alla piena produttività in 24 ore, tante troppe anche le variabili economiche, ma sul fronte della sicurezza, assicura Piovesana, tutto è pronto. Innanzitutto abbiamo già procurato e stiamo procurando tutti quelli che sono i dispositivi. Io per esempio parlando della mia impresa, i dispositivi ci sono già, perciò quando le persone rientreranno effettivamente la misurazione della temperatura, le mascherine, i guanti, insomma tutto ciò che è necessario, oltre alla sanificazione da fare degli ambienti di lavoro, oltre ai dispositivi, il lavaggio delle mani frequente per chi effettivamente non indossa guanti, è chiaro che questo è un must.